Direttivo dell'ANCI nazionale a Roma per affrontare il nodo del decreto sicurezza che ha spaccato il fronte dei comuni tra ribelli e non. Clima positivo e di dialogo, riferisce Maria Rosa Pavanello, presidente dell'ANCI Veneto, che ha portato in direttivo le istanze dei comuni capoluogo delle 7 province. Una posizione finalmente condivisa, confronto e non disobbedienza. La strada che è sempre stata portata avanti dall'associazione è stata quella, insomma, un po' anche di verificare nel concreto, nello specifico, quali eventuali problematiche dovessero portare certe norme. Comunque è stato molto importante che si è detto che comunque la strada è sempre quella del confronto e eventualmente di fare un secondo step, di integrarlo, questo decreto, rispetto a problematiche che dovessero eventualmente verificarsi. Lunedì prossimo è previsto un incontro tra il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e una delegazione dell'ANCI relativamente al decreto legge sicurezza e alla legge di bilancio. In quella sede l'associazione chiederà di modificare l'applicazione tecnica del decreto e di puntualizzare alcuni aspetti che hanno creato timori a livello locale. Ci sarà una delegazione rappresentativa di tutti. Quello che è emerso importante è che ANCI appunto è la casa di tutti i comuni e non deve essere strumentalizzato politicamente da nessuno. La distensione tra comuni e governo è durata però ben poco. A rompere l'idillio ancora una volta Matteo Salvini. Fa bene il presidente Conte a incontrare i sindaci, un caffè non si nega a nessuno, ovviamente il decreto funziona e non si tocca. Posizione che ha scatenato una pioggia di reazioni. Il presidente nazionale dell'ANCI, Antonio De Caro, suggerisce di prendere a Salvini non un caffè ma una camomilla. Noi come modalità riteniamo sempre quella, più che delle battute e dello scontro, quella di entrare nella concretezza delle problematiche. Quindi noi non abbiamo, insomma, né polemiche né scontri, ecco, è uno stile che non ci appartiene.